Non si spegne l'eco del clamore nazionale per la scelta del Veneto, che sta andando alla ricerca di dosi vaccinali con mezzi propri. Ma dalla Regione arriva un alto là alle polemiche. Noi abbiamo l'obbligo di garantire la salute ai nostri cittadini e a tutti i veneti, e oggi garantire la salute, garantire un ritorno alla graduale normalità passa solo attraverso la vaccinazione di massa. In questo momento la disponibilità di vaccini è il ponte più solido per un ritorno alla normalità. I vaccini non ci arrivano perché sappiamo che dalle forniture previste col commissario Arcuri ci sono state le decurtazioni e il piano vaccinale è continuamente in cambiamento, e quindi oggi noi stiamo percorrendo tutte le strade ricordiamoli con trasparenza e laicità, quindi quelle autorizzate, per capire se c'è la possibilità di avere ulteriori vaccini. Credo che sia un atteggiamento di responsabilità, di civiltà, ma soprattutto che va incontro a quello che noi dobbiamo garantire, ossia il diritto alla salute ai veneti. Qualcuno si chiede anche se alla base delle difficoltà in questa fase di trattative da parte della Regione ci sia un problema di soldi. Non è una questione di soldi, l'abbiamo detto, insomma non è un problema recuperare dei soldi per comprare dei vaccini, dobbiamo chiaramente avere l'autorizzazione da parte degli enti preposti, nel caso specifico di AIFA,